Esattamente un anno fa, quasi 2.400.000 veneti andarono a votare per il referendum dell'autonomia. Fu un evento storico, noi lo seguimmo minuto per minuto, auspicammo anche molti giorni prima che ci fosse un'affluenza enorme e così fu. E fu un plebiscito per il sì all'autonomia. È passato un anno, ancora l'autonomia non c'è. Avevamo titolato e avevamo chiesto di dare subito l'autonomia a questo territorio, sapendo che non sarebbe stata una passeggiata. E il governatore Zaia e il ministro Erika Stefani da qualche mese a questa parte hanno fatto un lavoro straordinario, si sono impegnati, come dice il presidente di questa regione, pancia a terra per ottenere questo risultato, che non sarebbe stato appunto facile da raggiungere. Però adesso la pazienza ha un limite, è passato un anno, il governo è quello di Lega e 5 Stelle, sono due schieramenti che hanno detto fin da sempre che sarebbero stati favorevoli all'autonomia. Quando Salvini è venuto a Venezia per firmare il protocollo della Pedemontana ha detto non vedo l'ora di firmare. Adesso la bozza dell'autonomia è nelle mani del Presidente del Consiglio, è stata consegnata e manca solo questa firma. Allora noi chiediamo, anche noi che ci abbiamo messo la faccia, che abbiamo sostenuto questa battaglia, chiedendo ai veneti di andare a votare e seguendo tutto questo percorso in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno, chiediamo a questo esecutivo di decidere, così come sono state decise altre cose, magari con contrasti, magari con litigi, ma le firme poi sono state messe là dove dovevano essere messe. Qui non si può più scherzare. Qui è stato preso un impegno, è stata fatta una promessa solenne, ripetutamente, c'è un'intera popolazione che aspetta di raggiungere questo traguardo, è una montagna che si sta scalando piano piano ed è difficile arrivare alla vetta, ma non ci si può più trovare di fronte a qualcuno che prende per i fondelli un'intera popolazione. Ci sono i soliti bastoni tra le ruote e questo è paradossale in un governo che ha appoggiato l'autonomia da sempre. Non ci possono essere bastoni tra le ruote del Movimento 5 Stelle o della Lega. Se Salvini tiene veramente l'autonomia, dia una spallata, batta un colpo, non si limiti a polemizzare con i 5 Stelle, ma dica al Premier, al Presidente del Consiglio Conte, che non si può più andare avanti tergiversando, altrimenti ci arrabbiamo. Non basta sapere dal Presidente Zaia che riempiremo le piazze, ci arrabbiamo anche elettoralmente, perché chi non mantiene le promesse e chi tradisce questa popolazione non avrà il voto dei veneti. Che si tratti di centrodestra, di centrosinistra, di centro, di sopra e di sotto, coloro che non hanno mantenuto questa promessa, che non si sono battuti fino in fondo, così come abbiamo chiesto anche ai parlamentari di impegnarsi su questo percorso, non avranno il voto dei veneti. Questo lo garantiamo e faremo di tutto perché questa promessa venga mantenuta.